Chi può dire di conoscere nel dettaglio il progetto del depuratore comprensoriale di Chiavari? Gli avvocati di Onda Ligure sono tra coloro che l'hanno studiato e oggi esprimono perplessità sulla scelta di costruire un mega impianto. È vero che centralizzare ha questo beneficio di gestione di costi, ma se l'impianto va in avaria o comunque ha delle criticità, ci sono poi delle problematiche ambientali. Onda Ligure, affiliata a Soutenti, lamenta la mancata partecipazione pubblica sul progetto. Ci sono peraltro aspetti finora poco conosciuti, aggiunge Muzio. La tecnologia permette il riuso delle acque trattate, però non abbiamo capito come questo riuso verrà attuato. E una volta conclusa l'opera, cosa di tutti i costi sostenuti finirà in bolletta, si chiede l'avvocato, che invoca un monitoraggio attento e appalti trasparenti. Voglio vedere se tutti i costi attinenti alla depurazione di Chiavari sono portati in bolletta con un aumento decisivo quando quest'opera dovrebbe essere già in parte finanziata, e soprattutto quali costi del depuratore sono attinenti al depuratore e quindi devono essere portati in bolletta. C'è infine un tema ambientale. Il depuratore, dice Muzio, non risolverà l'inquinamento del fiume Entella, che necessita di un risanamento delle acque superficiali. Una comunione di intenti tra enti locali, autorità di bacino, la stessa ARPAL, che sorvegli e faccia un monitoraggio sulla qualità delle acque del fiume Entella, perché ogni anno ci ritroviamo con uno stato di balneazione, insomma, a dir poco precario. A Lavagna, intanto, che attende il depuratore di Chiavari, la situazione è in stallo e il comune è già in infrazione e tanti stanno facendo ricorso. Abbiamo già una ventina di cause con successi dal giudice di pace, dove l'utente può chiedere la restituzione della quota di depurazione 10 anni indietro.